Bella a tutti ragazzi, belli ad un nuovo video. Aspetta, facciamo a caso, battuta napoletana. Sta qui è una live, una piccola live che facciamo. Scusate per il rumore, ma sto facendo un attimo una cosa dalla TV. Un attimo solo, mi muto un attimo, ragazzi. Rieccomi. E questa live andremo a parlare dell'infortunio, cioè no, scusate, dell'infortunio, mi sono sbagliato. Volevo dire di un possibile trasferimento che tra poco faranno, come si dice, Calcio Napoli 24, che faranno, si pensa che faranno Neres, Lucca e Noalanga. Scusate per l'inquadratura, ma ho cambiato un attimo un po' l'inquadratura, così penso che si veda meglio, no? Fatemi sapere qui sotto nei commenti se si vede bene. Un attimo solo, ragazzi, vado un attimo a sistemare un attimo la live dal computer, così penso che si veda meglio. Rieccomi. Intanto Maria Grazia Celardo ci dice
Scusate, ma dovevo disattivare un attimo l'audio del computer, scusate, che se no si sentiva un botto. E vabbè, intanto me la Grazia Celardo ci chiede: ciao, ma come vedi il Napoli quest'anno? Ora ma la Grazia Celardo ti mettiamo anche, ti mettiamo anche sul palco. Ok, un attimo, ok. Ti ho messo sul palco e secondo me il Napoli può far bene, come ci dici tu, però il Napoli può, come può far bene, può far male, come abbiamo visto nelle scorse partite, esempio contro l'Eintracht Francoforte, contro il Bologna, oppure contro altre squadre come il Como e altre. Poi, sempre Maria Grazia Celardo, ci dice, secondo te, il Napoli vincerà lo scudetto oppure no? Secondo me si può vincere lo scudetto, però dopo questa pausa nazionali ci può dare, bisogna dare una bella, una nuova preparazione, atletica da parte degli allenatori. Per cambiare subito preparatore sportivo, cioè preparatore, prendere uno migliore perché in estate il vecchio preparatore dell'anno scorso ha mandato a quel paese il Napoli e se n'è andato ed è venuto un nuovo e quindi secondo me bisogna cambiare subito preparatore. Ora passiamo all'argomento principale della live, ehm, cioè quello di possibili cessioni di Neres, Lucca e Noalanga. Allora, su Noalanga in Neres non ho possibili, non ho diciamo informatori che mi dicono di una possibile cessione. Se ne parlerà direttamente l'estate prossima per una cessione di entrambi i calciatori. Però secondo me non verranno ceduti direttamente dalla 27-28, a parer mio. Può essere pure che ne viene ceduto, non mi nascondo. Ehm, però Lucca in teoria è ancora di proprietà di ancora del proprietà dell'Udinese, che l'ha dato in prestito a Napoli con obbligo di riscatto e quindi si può andare a vendere solo quando tu lo acquisti direttamente in estate, essendo un obbligo di riscatto, e poi lo puoi andare a rivendere, cosa che io spero, magari lo vai a rivendere all'estero oppure in altre squadre, non lo so, poi deciderà Lucca, chi sta vicino a Lucca, De Laurentiis, non lo so, anche se il ragazzo deve crescere se vuole giocare nel Napoli. Questi tre giocatori sono scontenti perché chiedono di giocare, però su Lucca, secondo me, ehm, questi giocatori, cioè su Lucca, secondo me è normale che non gioca. Ha fatto bene una partita ha fatto bene. E cioè quella là. E come non si è fatto bene come si sperava e quindi penso che si va a rivendere in estate. Poi dipende se tu Lucca partite, allora tu allenatore puoi pensare di andarlo
Tra l'altro, secondo me, a parte il fatto di tutti i preparatori atletici, secondo me, il Napoli deve andare proprio ad avere nuovo metodo di allenamento. Intanto Rea 17 ci scrive: Tonino, ciao, come stai, Rea? Mi raccomando, lascia mi piace sotto questa live, mi raccomando, eh. Ti saluto, sì. Ciao Rea. Tutto bene? Fammelo sapere. E tu come vedi le possibili cessioni di Lucca, Neres e Nolang? Fammelo sapere. E ovviamente condividi la live con gli altri. Tutto bene, mi fa piacere. A me sì, tutto bene. Sei andata a scuola oggi? Non penso. Sappiamo entrambi il perché. E, guarda, se ci mandi un commento riguardante l'argomento che stiamo trattando, cioè le possibili cessioni di Langa, Neres e Lucca, ti mostro sul palco, cioè qui in sovraimpressione. Che dici? Ce lo mandi un commento su Neres Lang e Lucca sulle possibili cessioni? Secondo te devono essere ceduti? Per me Neres e Lang devono andarsene. Guarda, ora ti metto sul palco. Ok, allora, secondo me, per me Neres e Lang non devono andarsene. Ci sta, ci può stare. E, però, guarda, secondo me Lang bisogna farlo giocare di più. Perciò, poi ci dici, invece Lucca se ne deve andare. Sì, questo sì, sono completamente d'accordo. Però bisogna aspettare l'estate prossima che appunto il Napoli lo riscatti a titolo definitivo, essendo un prestito con obbligo di riscatto, e andarlo a cedere. Ora, se mi dai. Eccomi, eccomi. Scusate se intanto mi vedo doppio. Perché? Perché mi vedo doppio? Perché? Un attimo. Ok, ok. Allora, perché non ti sento? Beh, perché si era bloccata la live. Ehm, dovevo un attimo fare delle impostazioni. Intanto abbiamo una nuova persona che ci sta seguendo. Facci sapere, cioè, dimmi come ti chiami, se sei Matteo oppure no. Se dici qualcosa, dai, dici qualcosa, dici ciao. Che dici? Ci scrivi qualcosa? Che dici, Antonio? Ti propongo una cosa.
Allora, Matteo, allora, ti propongo una cosa, io mi stacco questa live e io ti invito a venire in live con me, cioè una live unita. Ciao, sono Salvatore, ma io leggo sul tuo profilo, ciao, Michele, Gianillo, non mi sembri Salvatore. A poi chi Salvatore? Conosco un sacco di Salvatori. Se specifichi. Ok, live insieme. Ora stacco questo. Aspetta, ora non la devo staccare. Ti devo solo invitare come ospite. Ora. ehm, ora te lo mando. Ecco. Ecco. Ciella. Il limite è solo di due, cioè il limite è stare solo in due. Poi magari in una prossima live invitiamo, cerco di invitare a più persone. Antonio, mi raccomando, metti, il tuo nome e metti Enter Studio. Enter Studio. Intanto noi stiamo utilizzando StreamYard come cioè come usare la live per trasmettere la live. E mi raccomando, Salvatore, lascia like sotto questa diretta e iscriviti al canale se non ti sei iscritto. Intanto abbiamo un altro spettatore. Mi raccomando, iscriviti al canale, subito ti devi iscrivere e lasciare un like. Seguimi, non è un obbligo lasciare like, iscriverti, però guarda, è un grande aiuto, è un grande aiuto. Intanto, ok, ora devo cercare ehm, di far entrare Antonio. Devo provarci. Allora, come devo fare, mo? Ecco, aggiungi al Ok, eccoti. Buongiorno. Buongiorno, come stai? E sta a posto. Non ti mettere paura, non modificare. Perché ho modificato? Cosa ho modificato? No, ti eri smesso. Ecco questo, non lo fare perché sennò si miliarda mi dà fastidio. Ok. Eri sul palco prima. Che dici? Tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. E, come vedi il Napoli oggi, in quest'anno? Allora, il Napoli devi fare meglio. Emanuele Rocca è scritto ma dove? Allora, mo gli dico io come vai sul canale Batman Allora. Napoli. Allora, il Napoli deve fare meglio. Secondo me Neres
Lang devono rimanere perché potrebbero fare la differenza. Invece Luca non sa stoppare un pallone. E, ti Ed è più ti do forte Matteo. ragione. Ed è molto più Allora, forte Matteo. aspetta, questa live deve essere seria, mi raccomando. So serio. Eh, Matteo è veramente più forte Matteo, Luca. sì, il nostro amico Matteo, grande Matteo, ti salutiamo. Intanto ti do ragione, Luca deve migliorare, poi c'è da dire No, fa anche il schifo. fatto, sì, c'è da dire anche il fatto che rispetto all'anno scorso, ehm, rispetto all'anno scorso, sono cambiati i preparatori a 13, come ti dicevo prima. Intanto è entrato Manuele. Ciao Manuele, come stai? Ciao! Come stai Manuele? Oh, ma non posso vedere i commenti. No, è StreamYard, non offre. Fa schifo su StreamYard. Vabbè, mo Oh, ma se di ti seguo sul andare profilo di mio nonno. sul profilo di... sì, se hai il profilo di Beh, tuo ti nonno. faccio vedere un po'. E dove sta mio nonno, però? Vabbè, Vabbè, ma come fate a fare la diretta? Usiamo StreamYard, l'abbiamo detto. Se vedi a destra qua ci sta pure a me, l'immagine sì, di a me a destra. StreamYard. Di là è sinistra, tanto ti ricordo. Di qua Qua è destra. dalla prospettiva tua è sinistra, però in verità nella mia prospettiva è destra. Ok. Vabbè, in Ci metto. basso, qui sotto di me, oltre a like e iscrivetevi e attivate la campanella, ci dovrebbe apparire anche l'app StreamYard. Dovrebbe apparirvi. Intanto, Anto, che dici? Non ti mutare. Eh, che dici di fare diverse dirette insieme? Magari qualcuna nel pomeriggio, qualcuna la sera. Sì, ok, ok. Però stasera no, perché tengo l'allenamento. Vabbè, ma io dico verso le 9, 9 e 10. Ah, sì, sì, quello sì. Mentre gioco alla Sì, PlayStation. Vai. sì. Pure io, che cosa, Manuele, pure io. Potresti purissimo, è giusto. Però StreamYard permette solo due persone. Magari quando non entra Antonio entri tu, yeah? Oh, mi Magari piace oggi che sia... pomeriggio provo a farvi unire a tutte e tre. Ci devo solo provare. Intanto, Manuele, Antonio, che fine hai fatto? Perché stai nero? perché sto guardando qua su... come si chiama? Su YouTube i commenti. Ah, ok. E intanto, Manuele, ti propongo una cosa. Se non c'è iscritto, iscriviti al canale e lasciala. Che cos'è questo rumore, Antonio? Sto per rispondere il Intanto, telefono. Oddio. ok. Intanto, ma lo devo scaricare stream? No, ti mando io tutti i link. Magari oggi pomeriggio provo, come già detto, a fare una live tutte e tre insieme. Ci può stare. Michele, scusami, Anto, mi fai un Michela, riassunto breve oh... di come vedi Chiesa con Conte e Kobe Mainoo? Allora, secondo me, Chiesa, brevemente detto, Chiesa può far bene con Antonio Conte, ricordiamolo che già è stato No, chi... allenato da Antonio Conte alla Juventus e può far bene. Poi ovviamente ci devono stare le dinamiche che contano. Per la stessa cosa Kobe Mainoo che deve avere le dinamiche. Intanto Antonio, tu che ne pensi di questa affermazione che fa Salvatore? Allora, penso che Chiesa, se arriva a Napoli, farà un'ottima stagione. Infatti a Liverpool ha fatto poco e niente, invece al Napoli potrebbe fare qualcosa. Ok, ci sta. Intanto Emanuele, provo ad aggiungerti, non ti assicuro niente, però ci sto provando intanto.
A dopo. Eccoci. E dovevo mandare il cosa ad Emanuele. Secondo te, Antonio, Antonio Conte può far bene al Napoli questa stagione? Forse. Perché? Ti sto per seguire qua sopra. Ok. E, un attimo che Emanuele, se so, posso fare più persone, aggiungimi pure a me se a 4 può fare. Non lo so perché sto capendo, Emanuele, se può entrare, se lo faccio entrare, se lo riesco a fare entrare. Se non è sicuro, eh. Allora, Anto, ti ho seguito su qua. ok. Allora, eccolo, Emanuele. Aggiungi al palco. Ok, eccoti, Emanuele. Ecco, comunque dopo ti mando un video perché praticamente ho collegato il telefono alla TV. Quindi Ok. Allora, Salvatore, ho notato se si può fare a 4, non mi permette di farlo fare a 4, il massimo è 3. Tu, Manuele, secondo te, il Napoli può avere Kobe Menu e Chiesa? secondo me sì. Ma sai E che perché? No, ho chiesto. No, non ho capito, tanto puoi rivedere un attimo. Sai chi è Chiesa? Chi è Chiesa? No. Ma scusate, Manuele. ma è normale? Qua sopra dice Batman accedi o iscriviti gratis. Che significa? No, non fare niente. Ok. Tu almeno sei iscritto al mio canale. Sì, sì, ora non sapevo neanche che tenevi il canale. Ok, e ragazzi, ci ritroviamo in un prossimo video o in una prossima live. Hai fatto Che mezz'ora live, Anto? lo so, devo andare. E intanto cercherò di ricaricare live su YouTube. E mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E nella prossima live porterò qualche ospite, nessuno spoiler. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao amico.